Neanche il tempo di scuse imbarazzanti da parte del vicepresidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli, e al ministro Cécile Kyenge, che dal Veneto arriva una nuova bordata, questa volta ad opera dell'assessore leghista Daniele Stival. Ieri l'infelice apprezzamento del senatore leghista che paragonava il ministro Cécile Kyenge ad un orango. 24 ore dopo il veneziano Daniele Stival condivideva sul suo profilo Facebook una frase ingiuriosa tratta dal sito L'Antipolitica che così recitava: "Riteniamo vergognoso che si possa paragonare un povero animale indifeso e senza scorta ad un ministro congolese". In sostanza era come offendere l'orango. Se l'ho fatto l'ho anche tolto. Se serviva solo per strumentalizzare, per carità, ripeto, l'ho già tolto, non avevo fatto e non ho fatto nessun tipo di commento, quindi era come 1000 altri link che si passano così nella rete. Si difende così l'assessore veneto, che aggiunge anche che nel giro di 30 secondi il post è stato tolto, anche se nel profilo Facebook per alcune ore ne restano altre dello stesso tenore. Il danno ormai è fatto. Immediato infatti lo scatenarsi nella rete di una serie di commenti sulla stessa onda, e la notizia fa il giro del paese. Le opposizioni in Consiglio regionale insorgono, attraverso il capogruppo del Partito Democratico Lucio Tiozzo chiedono le dimissioni dell'assessore, che subito risponde. Se a loro fa piacere quello, mi ritiro volentieri dall'incarico, non c'è nessun problema, se serve per evitare le strumentalizzazioni. Altra cosa, ripeto, il dibattito politico, che è una cosa molto più seria rispetto a queste strumentalizzazioni. Una vicenda che costringe all'intervento anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che alla domanda se riprenderà il suo assessore replica: Gli assessori sono sempre richiamati all'ordine, perché comunque noi ci dobbiamo occupare dei problemi dei veneti e non di fare battute su ministri o peggio ancora di sostenere vicende come questa, che comunque sono da condannare. L'assessore Daniele Stival non smorza i toni ed anzi contrattacca. È solo volontà di strumentalizzare invece su una problematica e su un dibattito che è normale che ci sia. Altra cosa invece pericolosa è in un paese che si vuol definire democratico la volontà o meno di poter esprimere determinate situazioni. Tutte battute come quelle del vicepresidente del Senato. Rispetto alla battuta di Calderoli, insomma, è una battuta e quindi come tale la giudico. Battute di dubbio gusto che scivolano nell'offesa personale, e se errare è umano le scuse sono di dovere. Le scuse sono doverose, errare è umano, perseverare è diabolico.